Bentornati a questo spazio approfondimento del telegiornale. Oggi parliamo di un settore trainante della Sardegna. Oltre al turismo c'è anche l'artigianato e abbiamo in studio, appena eletto, di recente nomina, il presidente di Confartigianato Sardegna, Antonio Mazzuzzi. Grazie Presidente per aver accettato il nostro invito e grazie per fare la sua prima uscita in televisione scegliendo Sardegna 1. Allora, qual è lo stato di salute dell'artigianato in Sardegna? È una domanda facilissima. Sì. Innanzitutto vi ringrazio a nome dell'associazione che rappresento per averci invitato a questa trasmissione. La domanda che mi fa è generale, però molto attinente, insomma mi fa piacere riceverla. Io partirei subito presentandovi, facendovi vedere un dato di fatto che non è altro lo specchio della situazione attuale delle imprese in Sardegna. Pensate che attualmente le imprese registrate negli albi della Camera di Commercio sono circa 36.000, poco più di 36.000. Se prendiamo questo dato e lo riportiamo a 9 anni fa, le imprese erano 43.000. Ciò significa che insomma, in questi ultimi 9-10 anni il tessuto imprenditoriale sardo, il tessuto artigiano sardo ha perso 9.000 imprese. Questo insomma, ci dà un quadro della situazione drammatica in cui versa la nostra regione. Le nostre imprese sono fragili, operano in un territorio, in un contesto fragilissimo e quindi insomma siamo convinti che hanno bisogno di un'attenzione particolare dalla parte delle istituzioni. Mi riferisco ai temi innanzitutto nazionali, quelli che insomma presidiamo e non smettiamo di portare sui tavoli della politica, insomma l'accesso al credito, l'eccesso di burocrazia che vediamo a tutti i livelli e insomma auspichiamo queste cose. Maggiore attenzione. Però in questo contesto, Presidente, mi lasci dire che ci sono alcuni settori che sono in difficoltà. Uno fra tutti, e che è stato un fiore all'occhiello della Sardegna, è l'edilizia. Certo, ci stiamo riprendendo nell'agroalimentare, i nostri prodotti purtroppo sono ancora di nicchia e ancora dobbiamo lavorare molto perché le produzioni sarde, ad esempio uno dei settori molto importanti, ad esempio il vino, stiamo esportando molto ed è riconosciuto. Sì. Cosa si può fare per risollevarci? Le cose da fare sarebbero tantissime. Lei mi fa una domanda sul comparto dell'edilizia che mi è particolarmente cara. Io amministro un'azienda che dipende molto dall'edilizia e in questi ultimi anni insomma, abbiamo sofferto con tutto il comparto dei problemi che l'edilizia ha. In questi ultimi anni c'è stato, in questi ultimi 4-5 anni c'è stato un calo drammatico degli appalti in Sardegna. Mi riferisco però e soprattutto a quegli appalti che erano insomma, studiati e appetibili per le nostre aziende edili. Quelli pubblici che sono però quelli, diciamo, quelli medi, compresi da cifre che vanno dai 50.000 euro fino ai 2-3 milioni di euro. Se guardiamo il monte in euro degli appalti pubblicati anche in questi ultimi anni, diciamo che non si discosta molto rispetto a qualche anno fa, però qui insomma, sono entranti in gioco i grandi enti appaltanti come per esempio Abano e Anas che insomma, ricordiamo fra tutti le ristrutturazioni delle reti, i grandi lotti della Sassari Olbia, adesso della 131, però secondo me la Sardegna non ha bisogno di questo, ha bisogno di piccoli appalti, di appalti calati appunto per la dimensione delle nostre piccole imprese artigiane. Tra l'altro quel tipo di appalti grossi spesso vengono presi da aziende molto grandi, strutturati, non del territorio, non della nostra regione, girati alle nostre imprese sarde, quindi subappaltati, con tutti i problemi che i subappalti comportano. Mi riferisco ai pagamenti, mi riferisco alle varie contestazioni e quindi insomma il settore è sempre più in difficoltà. Ci tengo a precisare anche un'altra cosa, che
la ripresa della Sardegna secondo me deve passare per l'edilizia, perché intorno ad essa gira tutto un mondo di imprese artigiane che ha contribuito in maniera forte, in maniera prepotente al PIL della Sardegna stessa. Mi riferisco per esempio alle imprese che noi rappresentiamo, i fabbri, i materiali edili, i trasporti, tutte le imprese che insomma ruotano e girano intorno all'edilizia. Però, sì, prego. No, e poi un'altra cosa, la regione qui insomma deve... Mi riferivo a quello, cioè l'edilizia insomma viaggia in un certo modo, la crisi, vabbè, è partita dal 2007-2008, però le leggi non aiutano molto l'edilizia, perché in Sardegna col piano paesaggistico regionale in 10 anni si è cambiato due o tre volte, anzi la terza volta penso adesso, non so entro l'anno se verrà approvato questo nuovo PPR, insomma anche questo ha scombussolato un po' quelle che erano... Sì, è un tema importante, molto delicato, però insomma vi ricordo che stiamo operando con una legge approvata 30 anni fa. Noi siamo convinti che questa legge approvata 6 mesi fa in giunta debba essere approvata, anzi in maniera molto veloce anche in Consiglio, perché comunque è una legge che pur avendo qualche criticità porta sicurezza al comparto. Mi riferisco alla certezza di regolarità amministrativa, al taglio dei tempi di approvazione dei progetti, consente la riqualificazione dell'esistente, anche a livello turistico, che insomma oggi è molto importante. E poi insomma lo ricordo, abbiamo un patrimonio edilizio ormai vecchio, obsoleto. Pensate che il 60% delle abitazioni della nostra isola sono state costruite prima del 1981, quindi sarebbe importante che la regione si attivi anche per fare un piano di ristrutturazioni che consente appunto di far ripartire quel settore delle piccole imprese, soprattutto insomma io sono molto a contatto con le piccole imprese artigiane dei nostri paesi, cioè quelle fatte il muratore, il manovale, che sono piccoline aziende familiari, che sono quelle che stanno trainando, che sono quelle che sono la spina dorsale della nostra economia. E poi succederebbe un'altra cosa, investendo in questo senso si andrebbe anche ad abbellire, a migliorare i centri storici, a dare quindi i centri storici che insomma così diventano anche visitabili a livello turistico. E poi insomma si darebbe l'opportunità a molti giovani che oggi insomma hanno bisogno di casa, di riaprire magari la casa dei nonni a costi molto inferiori rispetto a una costruzione nuova. C'è tanto da fare. A proposito di incentivi, Presidente, il credito alle imprese, i consorzi fidi, queste sono praticamente come dire, le cose più importanti anche per questo settore in un momento di crisi così forte. Bisogna incentivare. Per quanto riguarda il credito, diciamo che è un momento difficile. A causa della crisi di questi ultimi anni abbiamo registrato una contrazione importante dell'erogazione dei crediti verso le aziende. C'è anche un problema di fondo, nel senso che purtroppo in Sardegna un'azienda che viene finanziata è costretta a pagare un tasso di interesse superiore rispetto magari alla stessa azienda che viene finanziata nel Nord Italia, e si parla di 2 punti percentuali. Ma c'è anche un dato particolare, lo voglio mettere sul tavolo, che si riscontrano addirittura anche delle divergenze a carattere regionale. Per esempio un'azienda che chiede un finanziamento nel Sulcis paga più il denaro rispetto alla stessa azienda qui a Cagliari. Qui devo dirvi che abbiamo fatto molto a livello di Confartigianato, perché grazie ai consorzi fidi, che sono insomma uno strumento importante, questi hanno dato la possibilità a moltissime, a piccolissime aziende di accedere al credito, perché prestando a loro la garanzia, insomma hanno la possibilità di affacciarsi al sistema bancario con più sicurezza e diciamo con le spalle un pochino più coperte. Ecco. Le spalle sarebbero molto più coperte, Presidente, se naturalmente la pubblica amministrazione pagasse in tempo. Leggevo qualche giorno fa che i pagamenti a pubblica amministrazione sono il 3% del PIL nazionale, che il 62%
degli enti locali paga in ritardo. Cosa significa questo? Sì. Guardi, io su questo tema sono propositivo, nel senso che in questi ultimi anni, in questi ultimi 3-4 anni, la situazione dei pagamenti della pubblica amministrazione verso le imprese è migliorata tantissimo. Questo probabilmente grazie anche alle tante battaglie che abbiamo fatto noi. 4-5 anni fa la situazione era veramente drammatica. Pensate che le imprese aspettavano mediamente 100-120 giorni lavorativi per entrare in possesso dei loro soldi, dei loro crediti. Sta facendo la situazione migliorata grazie anche a ciò che ci ha chiesto l'Europa in questi anni, di adeguarci. L'obiettivo è arrivare a rispettare i 30 giorni. Pian piano ci stiamo arrivando. Secondo me la soluzione ce l'abbiamo a portata di mano. Basterebbe applicare la compensazione tra debiti e crediti della pubblica amministrazione e il problema sarebbe risolto. Ci stiamo lavorando a livello nazionale, ci stiamo lavorando a livello regionale, niente. Vediamo se raggiungeremo l'obiettivo e il risultato. Lei è fiduciosa di una ripresa e che questo periodo stia veramente mancando, insomma, siamo sicuri di questa... Se togliamo l'edilizia e il manufatturiero, che sono i settori che, come stavamo dicendo poc'anzi, stanno soffrendo maggiormente, c'è bisogno appunto dell'intervento della Regione, oppure un occhio di riguardo della Regione, in Sardegna abbiamo comunque delle attività, dei settori che stanno tirando. Mi riferisco per esempio all'agroalimentare, al settore della moda e delle calzature, e questo soprattutto grazie all'export. La Regione si è mossa tantissimo in questi anni, noi abbiamo delle collaborazioni e ci tengo a precisarlo perché insomma, con l'assessore all'industria, l'assessore a Piras e anche con il nostro assessore di riferimento Barbara Argiola stiamo facendo un lavoro importante. Abbiamo un interlocutore che ascolta, che si è calato nella realtà e nelle necessità dell'azienda, e stiamo facendo cose importanti. Per esempio stiamo partecipando, abbiamo già partecipato. 30 secondi. Può andare. Abbiamo partecipato a questi piani di internazionalizzazione che sono stati ben apprezzati dalle nostre imprese. Adesso lo vorremmo riproporre nel settore moda, perché è un settore dove c'è molto fermento, certo. E c'è la volontà di farsi vedere fuori. Allora, è un settore in movimento. Ringraziamo il neopresidente di Confartigianato Sardegna Imprese, così sì, si chiama, Antonio Mazzuzzi. Grazie a tutti voi per averci seguito e naturalmente ci rivediamo in un'altra occasione. Arrivederci.